La richiesta di avere un adeguato numero di rinforzi e la garanzia di offrire impegno per una situazione straordinaria. In più, l'annuncio che a breve, al massimo entro 2 settimane, sull'arenile di Piazza Mazzini verranno installati dei nuovi riflettori per illuminare a giorno la spiaggia iesolana. È quanto emerso durante il vertice in commissariato tra il questore di Venezia Mascio Pinto, i rappresentanti delle forze dell'ordine locali e le associazioni di categoria. Un incontro organizzato dopo i disordini delle ultime settimane e la conseguente ordinanza anti-alcol firmata dal sindaco Zoggia. Il questore ha ascoltato le richieste di ognuno, ma ha rilanciato la questione, confermando la volontà di inviare i rinforzi e invitando tutti a dare il proprio contributo. Le categorie hanno sottolineato il loro impegno incondizionato, evidenziando che locali e consorzi balneari hanno attivato una propria vigilanza con l'ausilio di steward. Massima ovviamente sarà l'attenzione su Piazza Mazzini.